Buongiorno, buon sabato telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per oggi per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica in un sabato contrassegnato dall'esodo estivo, il primo vero esodo estivo. Ci collegheremo con la centrale operativa della Polstrada, andremo poi a Cessalto, cercheremo quindi di monitorare la situazione sulle strade. E ancora tantissima la cronaca. Da Belluno a Vicenza vi parleremo di un'importante operazione contro le baby gang, ma è il fatto di questi giorni, non possiamo non iniziare da qui, dalla strage di Santo Stefano di Cadore, nel cuore del Comelico, quel Comelico ancora sconvolto per la morte di questi tre villeggianti veneziani, papà, nonno e bimbo di 2 anni. Sono tante le comunità sconvolte, c'è la comunità del Comelico dove è avvenuta la tragedia e la comunità di origine della famiglia, e per questo ci colleghiamo adesso, lo vedo pronto il nostro Filippo Fois da Favaro Veneto. Buongiorno Filippo. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Prendiamo la linea da Cassolaro, che è la località di Favaro Veneto, che ricordiamo fa parte del comune di Venezia, in cui abita la famiglia Potente. La famiglia Potente, in cui ha perso la vita la signora Maria Grazia Zuin, che è la mamma della moglie di Marco Antoniello, anche lui deceduto in questa tragedia del piccolo Mattia di 2 anni. Io sono in compagnia con Marco Bellato, che ci sta accompagnando in questi giorni molto tristi, il presidente della municipalità di Favaro Veneto, e con Giampiero Trabuio, che è uno degli attivisti più assidui della parrocchia che abbiamo alle nostre spalle, che è proprio a pochi metri da dove abita la famiglia Potente. Innanzitutto, da quello che ha saputo lei, la famiglia è rientrata? Sì, da quanto abbiamo appreso la famiglia è rientrata ieri sera da Santo Stefano di Cadore. Adesso comunque stanno aspettando che le salme vengano dissequestrate, perché non possono nemmeno vedere le 3 vittime innocenti di questa tragedia, e quindi non appena avranno credo che non appena avranno il via libera da parte della magistratura procederanno con il da farsi, insomma, perché purtroppo ci saranno da organizzare i funerali che, da come ho capito, volevano che venissero svolti per tutti e 3 in un unico funerale. Qui tra l'altro siamo nel luogo dove domani dovevamo festeggiare la festa della Trebbiatura, che è una delle nostre feste tipicamente di Favaro, e che abbiamo annullato in segno di rispetto per il dolore di questa famiglia, che è un dolore, l'ho già detto altre volte, che ha colpito l'intera comunità di Favaro, trattandosi di persone che avevano fatto anche il loro percorso di vita all'interno della nostra comunità. Per dire, lo stesso Marco Antoniello ha frequentato la mia stessa scuola, perché siamo coetanei, alle medie, alle elementari e alle medie, come tanti altri ragazzi di Favaro, e come tanti altri ragazzi di Favaro era passato per il Calcio Favaro, che era una realtà sportiva dove un po' tutti i ragazzi di Favaro sono passati, perché quando si è bambini la prima cosa che si fa è dare un calcio di un pallone. Fatalità, avevamo questa società che è dal 1948 che c'è, e tutti abbiamo mosso i primi calci con il calcio Favaro. Poi lui era anche bravo, quindi aveva giocato poi anche a Jesolo, insomma. Favaro Veneto fa parte del comune di Venezia, era comune per conto suo fino al 1926, una comunità di 22.000 abitanti, quindi diciamo che è una cittadina grande quanto tanti altri comuni, che fa comunità, diciamo, quasi per conto suo rispetto al resto dell'entroterra veneziano. Giampiero, lei ha avuto modo di incontrare alcuni dei familiari coinvolti, con chi ha parlato? Sì, allora io ho parlato proprio ieri sera con il papà e la mamma, quindi Luigi e la mamma di Marco, e appunto sono andato a trovarli. Ero andato ieri mattina, ma purtroppo erano andati sul Cadore per capire cosa era successo, come era successo, quindi sono andato ieri sera, appunto mi hanno spiegato che hanno voluto capire effettivamente la dinamica dell'incidente, quindi mi ha spiegato proprio nei minimi particolari come è accaduto. Erano distrutti come possiamo immaginare. Per il figlio, soprattutto per il nipote, che loro lo tenevano dalla mattina alla sera, quindi era come un loro figlio, quindi
era straziante il dolore che provavano per... Forse è il momento più duro una volta che è passato lo shock, è quello nel quale effettivamente ci si rende conto di quello che è accaduto. Allora il consiglio appunto che ci può dare è quello di trovare degli altri obiettivi per poter continuare la vita, perché altrimenti è proprio, credo che sia no, difficile, dolorosissimo e inspiegabile, non è spiegabile quello che stanno provando loro e tutti noi, perché ieri sera appunto abbiamo parlato, abbiamo cercato di capire come organizzare, eventualmente dargli una mano, un supporto di quello che hanno bisogno. La municipalità e la cittadinanza è vicina per poter rendere più semplice per loro, anche se non sarà semplice, questo momento. Dunque Cristian, come detto, i sopravvissuti, uso questo termine a malincuore, però purtroppo è quello che è accaduto delle famiglie Potenti e Antoniello, sono rientrate a Favaro, le salme dovrebbero rientrare lunedì, per ora direi che da Cassolaro è tutto, io ti restituisco la linea. Grazie davvero Filippo Fois e Sandro Ponchio per questi aggiornamenti da Favaro Veneto. Lo avete sentito, sono rientrati i familiari sopravvissuti di questa vicenda davvero incredibile. Fra poco saremo in grado di collegarci anche con Belluno per i risvolti giudiziari e legali di questo fatto. Angelica Hutter, la 31enne tedesca, è indagata per omicidio stradale, quindi lunedì fornirà la sua versione agli inquirenti. Fra poco ci collegheremo quindi con Fabio Fioravanzi da Belluno, dal Tribunale di Belluno. Prima però ritorniamo sulle scene di giovedì e di ieri. Ieri soprattutto lo strazio di Luigi Antoniello, papà di Marco, che è stato intervistato dalla nostra Tiziana Bolognani. È un momento talmente grande, talmente di un disastro che non riesci a capacitarti di come sia potuto succedere in un periodo di vacanze che dovrebbe essere gioioso e lasciarci la vita così, non lo so. Un disastro. Io ero a casa a Mestre, c'erano i consuoceri qua. E allora, siccome hanno preso la casa per un mese, hanno detto venite anche voi, portate il bambino così cambia un po' d'aria. E sono venuti sabato e dovevano tornare giù domenica. Invece purtroppo niente. E io sono venuto solo per venire a vedere dove mi hanno ammazzato mio figlio e mio nipote. il suo consuocero come sta? Il mio consuocero è scosso, è molto scosso perché giustamente lui ha assistito alla scena e per lui è stata ancora più... Poi ha perso la moglie, ha perso il nipotino. Cosa possiamo dire? E come si fa? Si fa, esatto. Ha un figlio, perdere un figlio giovane e un nipotino che l'abbiamo cresciuto noi, ha vissuto con noi, era con noi. Era la nostra forza. È un dolore che non passerà mai, perché adesso viviamo ancora come se fosse tutto un sogno, perché non li abbiamo visti ancora, giustamente ce li fanno vedere ancora, ma il brutto sarà in seguito, il vuoto che hanno lasciato. Cercheremo, ma non è facile. Dobbiamo dedicarci a quegli altri due che sono rimasti. Grazie. Perché sono senza padre. Queste le lacrime, questo lo strazio del papà di Marco
Antoniello, il nonno di Mattia, una scia di dolore dal Comelico a Mestre, a Favaro Veneto, ma restiamo a Santo Stefano di Cadore perché l'intera comunità è sotto shock. Qualcuno parla addirittura di una tragedia annunciata perché in quella strada nota a tanti, non solo ai residenti ma soprattutto ai turisti diretti verso Sappada o il Comelico, è nota anche per l'alta velocità. Queste le reazioni del paese. Sì, distrutta proprio, un attimo, non si può restare indifferenti. Un pellegrinaggio mesto, colmo di dolore per i tanti che oggi in via Udine hanno voluto portare un pensiero in memoria del piccolo Mattia, del papà Marco Antoniello e della nonna Maria Grazia Zuin, veneziani, come i tanti villeggianti che si rifugiano ogni estate nel cuore del Comelico. Sono anche vicini di paese, Favaro. Lei è veneziano? Sì. Niente, non ho parole, è una cosa tremenda. Non è possibile che succedano certe cose. Il fatto rimane sconvolgente. Lei di dov'è? Venezia. Quindi... Proprio dalle stesse parti di quelli che sono morti. E poi c'è la rabbia dei residenti perché su quel tratto di strada maledetto della regionale della Val Degano, un lungo nastro di asfalto diritto, camion e auto sfrecciano oltre il limite dei 50. È sempre un... Dovrebbero mettere dei dissuasori qua, secondo me, perché c'è anche il Velox laggiù, però qua corrono. Sì, poteva succedere a tutti. Qui è panico, qui è un panico, qui è impensabile attraversare la strada. Le strade, posso dirlo, fanno schifo perché piene di buche, nessuno rispetta le strisce pedonali, proprio si deve stare attento anche se pensi solo di mettere un piede su una striscia, già sei là perché nessuno si ferma. Vedo che lei ha portato un fiore e anche un cero per questa disgrazia, perché non ho parole per quello che è successo ieri. Poi noi abbiamo visto solo in televisione queste cose, quindi Santo Stefano è un paese piccolo e la gente, forse li conoscevamo anche, ma anche se non li conoscevamo c'è un dolore. C'è un dolore, dice questa signora, un dolore profondo in tutto il Comelico. Fra qualche istante ci colleghiamo con Belluno, con Fabio Fioravanzi e Stefano Bozzi. Intanto vi mostro l'apertura del Gazzettino.it. Angelica, l'investitrice che ha distrutto la famiglia veneziana, rischia fino a 30 anni. L'avvocato ha rimosso tutto, piange sempre, rischia fino a 30 anni. Parliamo ovviamente dell'accusa di omicidio stradale plurimo, insomma veramente una vicenda da comporre in ogni suo dettaglio, ma lo vedo già collegato Fabio Fioravanzi, non so se mi sente. Fabio, buongiorno. Sì, perfettamente. Buongiorno Fabio, raccontaci tutto, quali sono gli aggiornamenti dal Tribunale di Belluno? Allora, siamo in tribunale, si era parlato inizialmente anche della possibilità che l'udienza di convalida dell'arresto potesse svolgersi nella giornata di oggi, invece sarà lunedì, probabilmente da remoto, perché Angelica Utter, la 31enne di Deggendorf, cittadina della Baviera, non verrà spostata dal carcere veneziano della Giudecca, dove rimarrà se vorrà assistere appunto all'udienza. Udienza dove sarà difesa dall'avvocato Giuseppe Triolo, che ci ha parlato con difficoltà di fronte alla tragedia, dei sentimenti che lui stesso come difensore prova. Oggi dovremmo incontrarlo e cerchiamo di capire se effettivamente la ragazza ha espresso o meno sentimenti di rimorso, di colpa, di pentimento o quant'altro. Il problema per quanto riguarda la convalida è che dagli esami tossicologici effettuati dopo l'incidente, anche se non c'era presente un alcol test sul posto, la donna è risultato non aver né ingerito alcol né aver assunto sostanze stupefacenti, quindi era pulita, non ci sono aggravanti al triplice omicidio stradale e quindi per la procura non sarà facilissimo ottenere la conferma in carcere per la Utter, ricordando che il problema è che lei potrebbe, se non confermata in carcere, tornare in Germania, paese dove non è riconosciuto
non è reato l'omicidio stradale come lo è diventato, credo giustamente, in Italia, e si riproporrebbe pari pari il caso della morte del nostro amato campione ciclismo. Il camionista che lo aveva investito era tornato in Germania e soltanto recentemente si è ottenuta l'estradizione. Si potrebbe ripetere pari pari il caso appunto per Angelica Utter, e questo è stato anche detto, ipotizzato proprio dal procuratore generale di Belluno, Luca. C'è il pericolo di fuga, quindi di ritorno in Germania, e c'è la preoccupazione che si ripeta esattamente quel caso in cui appunto lei non venga restituita alle autorità italiane perché non c'è una corrispondenza tra il codice penale italiano e quello tedesco. Lei sarà difesa, è difesa qui in Italia da Giuseppe Triolo, l'avvocato di cui vi parlavamo prima. Ricordiamo che lei non parla italiano, a quanto pare non conosce nessuna parola della nostra lingua, ha detto in vacanza, si faceva un giro, dormiva in automobile, l'automobile, la sua Audi A3 le faceva da camera da letto, da cucina. Se riusciremo a vedere appunto Triolo questo pomeriggio, se la sentirà di parlarci, perché davvero era in difficoltà molto e profonda anche lui, nei TG di questa sera gli chiederemo e quindi vi renderemo conto eventualmente del sentimento della ragazza, perché lui l'ha già incontrata in previsione appunto dell'udienza che si svolgerà lunedì. Fabio, grazie davvero a te e Stefano Bozzi per tutti questi aggiornamenti, grazie dunque e buon lavoro a Fabio Fioravanzi che, lo vedete, si trova all'esterno del Tribunale di Belluno. Per quello che di fatto è l'incidente stradale più grave del passato recente in provincia di Belluno, con tutti i risvolti che stanno emergendo, queste analogie che si possono anche riscontrare, come ci diceva Fabio, con il caso di Davide Rebellin. Quindi una pagina sulla quale ritorneremo per tutti gli aggiornamenti nel corso di questa prima edizione, ma soprattutto nel corso delle edizioni serali dei nostri telegiornali. Ora però voltiamo pagina e andiamo a Zero Branco, perché la vedo pronta la nostra Lina Paronento, che si trova a Zero Branco per una inaugurazione con Nicoletta Rizzetto, ed è una delle prime uscite ufficiali, forse la prima, dell'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato. Come sapete, Roberto Marcato, che è stato protagonista assoluto nelle settimane scorse delle polemiche e delle tensioni all'interno della Lega in vista del congresso. La vedo pronta. Lina, ci sei? Buongiorno, a te la parola. Buongiorno da Zero Branco, vedete qui accanto a me l'assessore regionale alle attività produttive Roberto Marcato. Siamo proprio in un mercato che è stato premiato per la sua storicità questa mattina con la fissione di una targa, ma anche perché questi luoghi sono anche quelli in cui la gente cerca un pochino di risparmiare, assessore, magari per contrastare l'inflazione che c'è in questo momento. Si sta cercando di fare un pochino di prendere tutte le iniziative del caso, perché le famiglie davvero sono in difficoltà. Sì, noi qui oggi abbiamo voluto riconoscere al mercato di Zero Branco la definizione di luogo storico del commercio. Questa è proprio una volontà della giunta regionale di riconoscere a queste attività questo valore straordinario, sia come storicità che come capacità di fare evidentemente impresa. E, tra l'altro, lo diceva lei benissimo, io credo che questa sia una risposta possibile oggi ai rincari che stanno flagellando la capacità di acquisto delle nostre famiglie. Anche se devo dire però che stiamo andando verso un modello di società che a me non piace assolutamente. La forbice fra ricchi e poveri si sta allargando in maniera davvero preoccupante. Ci sono dei rincari pazzeschi che ricadono soprattutto nelle nostre famiglie, nelle famiglie monoreddito. Ecco, questo modello io credo vada ripensato, e le istituzioni hanno il dovere di mettere mano a questa situazione che, se non viene gestita, potrebbe diventare davvero pericolosa. Assessore, da rappresentante delle istituzioni le chiediamo un commento su questa strage di Santo Stefano di Cadore, che davvero grida vendetta, purtroppo.
Sì, io ho letto ovviamente come tutti voi, ho sentito qualche notizia, adesso sembra che chi guidava la macchina se avesse qualche problema suo, è una tragedia su cui si fa fatica anche dire qualcosa, nel senso che si rischia di scivolare nella facile retorica. Siamo di fronte a un dramma che non troverà mai una risposta, perché di fronte alla morte di un bambino, di 2 persone innocenti, si fa davvero fatica. Certo che qualcosa bisogna fare, perché la convivenza fra pedoni e auto è sempre più difficile. Si sta pensando a un nuovo codice della strada e la speranza è che questo possa dare una risposta, perché evidentemente noi non possiamo assistere a tragedie come queste che sono incomprensibili, che ti lasciano senza parole. Certo, Assessore, senta, per noi almeno di Media Nord-Est è la prima uscita pubblica sua dopo la conferenza stampa in cui ha parlato del suo stare in Lega, ha rinunciato alla sua candidatura al congresso regionale. Ci aveva lasciato dicendo valuterò cosa fare e deciderò per il mio futuro. Ha preso una decisione? No, assolutamente no. Io sono in una fase di riflessione profonda e per il momento credo anche nel rispetto poi delle istituzioni, questa pausa riflessiva continua. Devo chiederle naturalmente, visto che nel frattempo è intercorso anche la presa di posizione di Stefano Marcona a Castelfranco, qui a 2 passi, terza città della provincia di Treviso, governata dalla Lega, le dimissioni del sindaco in aperto contrasto evidentemente anche a quella che è una gestione del partito. Marcon ha scritto tutto quello che doveva scrivere e ha detto tutto quello che doveva dire in quel post famoso attraverso il quale lui ha annunciato le dimissioni. Credo che non ci sia né da interpretare né da aggiungere nulla, è stato chiarissimo, perentorio, come poi nel suo stile. È un uomo pratico, è un amico, una persona per bene, credo non sia da aggiungere nulla, tutto quello che doveva dire l'ha detto in maniera chiara. E lei lo sottoscrive? Io ho troppo rispetto per Marcon, per i cittadini di Castelfranco, io rispetto qualsiasi sua decisione, perché è lui che ha la responsabilità di questa decisione, io lo rispetto e non aggiungo nulla. Grazie all'assessore Marcato allora di averci dato anche queste risposte di politica. Noi da Zero Branco con Nicoletta Rizzetto restituiamo la linea allo studio. Grazie Elina Paronetto con Nicoletta Rizzetto e grazie soprattutto all'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato. Avete sentito le parole di Marcato, c'è da credere che faranno rumore nel corso della giornata, quindi Marcato che si prende questa pausa politica fino a settembre, è sintomatico di una tensione che continua comunque a accumularsi in casa Lega, nonostante sia stato eletto il nuovo segretario regionale Alberto Stefani, già commissario del Carroccio. Tra l'altro proprio in queste ore si registra la prima uscita ufficiale anche del nuovo segretario Stefani, che ha scritto una lettera aperta a tutti i militanti per chiedere cosa? Unità. Il 24 giugno l'elezione segretario regionale della Lega. Ora, a distanza di 2 settimane, Alberto Stefani invia la sua prima comunicazione ufficiale alle migliaia di militanti del partito e il messaggio è molto chiaro. Primo, vuole una Lega moderna, dice, che guardi al futuro. Secondo, chiederà agli eletti di tutti i gradi, dal consigliere comunale all'europarlamentare di turno, dai sindaci agli assessori, anche quelli che non hanno votato per lui, di battersi per ottenere risultati concreti per il territorio. I temi, quelli soliti, dall'inflazione alle infrastrutture, dall'autonomia alle imprese. Terzo, basta litigi. Le beghe interne non interessano alla gente e quindi vanno messe da parte per il bene del partito. Il prossimo atto ufficiale dovrebbe essere la convocazione del Consiglio direttivo.
formato da 12 membri eletti dal Congresso, alcuni dei quali non hanno votato per Stefani 2 settimane fa, ma tutti hanno dichiarato pubblicamente di riconoscere la sua vittoria e il suo programma e quindi non dovrebbe mancare la loro collaborazione pratica nel tracciare la linea per il futuro, stabilire le priorità, coinvolgere la base. Queste dunque le ultime in casa Lega e oggi ve lo posso già anticipare, continueremo a seguire il caso Marcon, il presidente della provincia di Treviso, ma soprattutto sindaco di Castelfranco, che 2 settimane fa, era il sabato di 2 settimane fa, alle 18, ha rassegnato le dimissioni in contemporanea di fatto con l'elezione di Stefani a segretario regionale del partito, anche se le questioni sono tante a Castelfranco e mancano pochi giorni eventualmente per ritirare queste dimissioni. Vedremo insomma cosa accadrà a Castelfranco, le ripercussioni chiaramente poi ci saranno per tutta la politica provinciale trevigiana e veneta in generale. Ma adesso lo vedo pronto da Vicenza, ritorniamo alla cronaca e parliamo di Baby Gang, l'oratorio vandalizzato e costretto a chiudere durante l'estate. Siamo al quartiere Laghetto di Vicenza, per noi c'è Daniele Garbina. Buongiorno Daniele. Sì, buongiorno, siamo a Vicenza, siamo nel quartiere Laghetto, alle mie spalle l'oratorio della chiesa parrocchiale San Giovanni Battista. Siamo qui perché c'è una baby gang di ragazzini dai 12-14 anni che sta terrorizzando, quantomeno rovinando la vita ai ragazzi e al quartiere. Perché? Perché sono state riscontrate numerose vandalizzazioni alle strutture, abbiamo registrato anche la voce dei residenti, dei cittadini che raccontano proprio di una situazione al limite. In questo spazio viene gestito il centro estivo, oggi è sabato, non c'è nessuno, ma di solito viene assicurato per tutta la settimana. Ecco, l'associazione che si occupa della gestione di questi spazi ha preso una clamorosa decisione, ha deciso cioè che il pomeriggio non ci sarà più nessuno, che terrà aperta la struttura proprio per evitare che succedano ancora episodi come sono già successi in passato. Ecco, è stato appeso un cartello, però il quartiere non ci sta, soprattutto d'estate i ragazzini hanno bisogno di un punto di riferimento per le loro attività. Ecco, i genitori li abbiamo sentiti ieri proprio mentre accompagnavano i ragazzini e venivano a prenderli a scuola. Sentite cosa ci hanno detto. È una cosa vergognosa, manca per conto mio la presenza delle famiglie su questi ragazzi, dove vanno, cosa fanno, che ci fosse un controllo. Questo è importante. Certo. Ci vuole anche più controllo da parte delle forze dell'ordine o è proprio una questione di educazione? Ma penso che sia proprio maleducazione. Beh, sbagliatissimo, specialmente dentro una chiesa. La mancanza di rispetto verso tutti, verso la comunità, verso chi la frequenta, tutto qua. La polizia potrebbe passare ogni tanto magari. Ecco, questo è perché i genitori purtroppo li lasciano andare da soli e non è il caso quando hanno 12-13 anni. Lei che cosa ha saputo magari indirettamente? No, io ho letto un WhatsApp che è stato mandato da genitori e l'ho letto, ecco, e mi sembra che sia grave, insomma, ecco. Qua sono molto bravi signori, sono ben organizzati i bambini. Si vede che si divertono e stanno molto bene. No, i ragazzini sì, il lavoro sì, no, sono i ragazzi che vengono da fuori che sono... Mi dispiace tanto perché fanno bel lavoro i grandi, che abbiamo bisogno per i nostri bambini e figli. No, sicuramente ci vuole più vigilanza, però è una cosa che viene da molto più lontano, credo. È una storia molto profonda ed è di che cavolo faccio nella vita. Noi sappiamo cosa abbiamo fatto e come siamo cresciuti e ne parlo spesso di questo, quindi parliamo di campetto da calcio tutti i giorni, 30-40 persone da quando avevi 5 anni, impari a vivere, a relazionarti, rispettare gli stati d'animo degli altri, un sacco di cose. Adesso sono tutti da soli, l'educazione è poca, la scuola fa quel che può fare, i genitori anche, però non lo so, secondo me i social istigano
istigano a stare da soli e quando si trovano in banda non hanno limiti. Dipende da cosa dai genitori, a parte la polizia che deve fare. Sì, va bene, anche i genitori comunque a ragazzini così piccoli, cioè dovrebbero cercare di contenerli, se non altro, ecco, e venirli a guardare ogni tanto. Il segnale è preoccupante. Sì, direi di sì, perché siamo appena finito le scuole, l'inizio dell'estate, ora che a settembre penso che avranno distrutto tutto. L'associazione che gestisce questi spazi ha deciso che il provvedimento di chiusura durerà fino a domani, proprio perché l'unico volontario non è in grado al pomeriggio di gestire i ragazzi. Ecco, garantito sicuramente i centri estivi al mattino, ma al pomeriggio potrebbe esserci anche qualche genitore che verrà a sorvegliare e dare una mano. Insomma, il quartiere non ci sta a vedersi sottrarre questo spazio prezioso. Insomma, vedremo con il resto dell'estate come andrà. Per il momento restituisco la linea allo studio. Daniele, grazie davvero per questo tuo reportage dal quartiere Laghetto di Vicenza, ma noi rimaniamo a Vicenza e continuiamo a parlare di baby gang, in questo caso di una rapina in centro storico che aveva fatto discutere e aveva preoccupato non poco, una violenta aggressione in piazza San Lorenzo. Adesso uno di questi ragazzini, un vicentino che faceva parte del gruppo, è finito in comunità. I ragazzini della rapina in centro. Oggi uno dei protagonisti di quel colpo consumato nel cuore di Vicenza è stato portato in una comunità. I carabinieri hanno eseguito la misura cautelare ordinata dal Tribunale per i minori di Venezia. Tutto accadde lo scorso 20 gennaio nella centralissima piazza San Lorenzo. 13 ragazzini con una pistola poi rivelatasi finta avevano minacciato 4 minori derubandoli di una catenina poi rivenduta al compro-oro. I carabinieri avevano subito individuato i componenti della baby gang e nelle perquisizioni erano state trovate 2 pistole giocattolo, coltelli e spray al peperoncino. Tanto che in città si era aperta una riflessione su questo fenomeno, commentato anche dal vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto. La necessità di un patto educativo globale. Ci vuole un villaggio per educare un bambino. Se la società, ma anche la Chiesa, vuole avere un futuro, certamente deve scommettere con le nuove generazioni, imparando un atteggiamento che forse ci è meno consono rispetto alla tradizione, e cioè quello di mettersi in ascolto delle situazioni reali dei giovani che hanno modalità relazionali totalmente nuove rispetto al passato. Oggi dunque i carabinieri, a conclusione dell'attività investigativa, hanno collocato in comunità uno dei 13 giovanissimi, un vicentino accusato di rapina pluriaggravata che nel provvedimento viene indicato come protagonista delle condotte violente attuate dal gruppo, affiatato e ben organizzato. La baby gang, per buona parte formata da minorenni, che imperversava nel centro di Vicenza, è stata sgominata. Rimaniamo nel Vicentino, sempre per la cronaca, un incidente stradale, un terribile schianto frontale fra auto a Gambellara. Gambellara, terribile scontro frontale nella notte tra 2 auto. Siamo in via Divisione Iulia e qualcuno lancia subito l'allarme. Sul posto si precipitano i vigili del fuoco da Lonigo. I 2 conducenti, feriti, vengono presi in cura dai medici e dagli infermieri del SUEM che li portano in ospedale. I pompieri hanno messo in sicurezza le auto. Tra l'altro fra poco ci collegheremo con la Polstrada di Padova, con il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato. Faremo un po' il punto di questo weekend da Bollino Rosso sulle arterie del Veneto, non solo quelle autostradali. Prima però la cronaca giudiziaria, un fatto che appunto aveva fatto discutere non solo la provincia di Padova, la vicenda di Samira. C'è l'ultimo atto giudiziario. Samira la conoscete tutti, la 43enne marocchina scomparsa nell'ottobre del 2019 e mai più ritrovata. Nel terzo grado di giudizio è stato confermato l'ergastolo per il marito. La Corte di Cassazione ha deciso e così la sentenza diventa definitiva.
Ergastolo confermato per Mohamed Barbri, il 43enne marocchino, che per la giustizia italiana ha ucciso la moglie Samira, anche lei 43 anni, e ne ha fatto sparire il corpo, che infatti non è mai stato ritrovato. I fatti risalgono al 21 ottobre 2019. Samira, che lavora come badante, viene vista per l'ultima volta da una vicina di casa a Stanghella dopo aver accompagnato a scuola la figlioletta. Il marito ne denuncia la scomparsa però il giorno dopo. Manca il corpo della donna, ma l'indagine si basa su indizi che vengono ritenuti sufficienti dalla Corte d'Assise di Rovigo nel giugno del 2021 e dalla Corte d'Appello di Venezia nell'ottobre del 2021. Ergastolo in entrambi i casi e la certezza che il corpo è stato fatto sparire dal marito. Nei giorni successivi si era stabilito che il telefono dell'uomo era rimasto per alcune ore lungo l'argine del Gorzone durante la notte della scomparsa. Pochi mesi dopo, Barbri viene arrestato in Spagna. Secondo gli investigatori, stava cercando di fuggire. Alcune intercettazioni telefoniche sono fondamentali per le indagini. Confermati anche i risarcimenti, 300.000 euro per la madre che ha in custodia la figlia della coppia e 100.000 euro a testa per il fratello e lo zio materno. Rimaniamo a Padova, sempre per la cronaca giudiziaria, una vicenda di tutt'altro tenore. Guai per un 42enne di Polverara, spiava la vicina di casa con una telecamera, è stato denunciato dai carabinieri. Vicino spione denunciato dai carabinieri a Polverara. Una donna del luogo si è rivolta agli uomini dell'Arma perché ha trovato una mini telecamera posizionata nella siepe che delimita la sua proprietà con quella del vicino, un 42enne. La donna aveva notato più volte l'uomo spiarla dal proprio giardino. I militari di Casalserugo hanno quindi effettuato i rilievi del caso e riscontrato la presenza della videocamera utilizzata per controllare gli spostamenti della donna. È stato quindi denunciato il vicino che ha rivendicato la proprietà dell'apparecchio ed ora dovrà rispondere di violazione di domicilio e interferenze illecite nella vita privata. Apriamo adesso una veloce pagina dedicata all'economia. Partiamo da Verona, dove il turismo scaligero è alla ricerca di 11.000 addetti soltanto per questa estate. Siamo all'8 di luglio. Nel veronese quindi permane la difficoltà per le imprese di reperire personale dalla città d'arte, Verona al lago di Garda che vedete nelle immagini. Per luglio sono previste assunzioni prevalentemente a tempo determinato per 11.520 dipendenti nel settore del turismo e del commercio. È quanto emerge dalla consueta rilevazione mensile del sistema informativo delle Camere di Commercio. Il 57% delle posizioni aperte è relativo a imprese con meno di 50 dipendenti. I lavoratori richiesti sono 1.600 in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. In 50 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. A giugno erano 48 su 100. Così dunque a Verona. Ma la mancanza di personale riguarda tantissimi settori, a partire da quello cruciale, strategico, fondamentale della sanità. E a Venezia l'ULSS 3 Serenissima ha escogitato una vera e propria campagna per convincere i dottori camici bianchi a raggiungere la città più bella del mondo. Sentite le parole del direttore generale Edgardo Contato. Questa campagna è nata da un'idea di affrontare anche in maniera creativa dei problemi difficili. È chiaro che risolvere la carenza di medici è un problema difficile, però a volte guardare il bicchiere mezzo pieno forse ne vale la pena. La criticità di Venezia la possiamo risolvere anche con chi decide di cambiare vita come medico e a riprendere la propria carriera, la propria professione in una città oltretutto bella, unica al mondo, che offre tantissime opportunità e non solo rimarcando le difficoltà, ma esaltando di quelli che sono i pregi di una città unica al mondo, dove i cittadini del mondo vengono qui a viverla e per questo non vivere una propria professione.
Noi stiamo cercando di passare questa immagine della bellezza che aiuta a vivere e anche a risolvere qualche problema. E noi abbiamo puntato qui alle bellezze di Venezia e anche alle intelligenze di Venezia. Noi qui abbiamo la rappresentazione di Venezia secondo delle modalità artistiche innovative. Penso che abbiamo fatto una cosa utile alla città, ad esaltare quelle che sono le sue bellezze per renderle anche disponibili a chi vuol cambiare vita e mettersi a disposizione di questa comunità. Ecco, ve la mostro anch'io, questa è la paginata di oggi sul Gazzettino, per esempio, del Nord-Est, ma in realtà pagine di questo tipo sono presenti in tanti altri quotidiani, proprio per cercare personale, per cercare questi dottori, invogliarli a raggiungere la sede di Venezia. Vedete qua anche il QR code, quindi si può scannerizzare, il dottore interessato può scannerizzare questo QR code e avere tutte le informazioni di cui parlava appunto il direttore generale Contato ai nostri microfoni. Ma c'è un altro settore alla ricerca spasmodica di personale, quello dei trasporti pubblici. MOM, la società di trasporto della Marca, annuncia la nuova campagna di assunzioni autisti per il 2023. La società ricerca 40 nuovi autisti per accrescere ulteriormente la qualità dei servizi di mobilità e contribuire ad accrescere ulteriormente l'offerta aziendale, che consta di oltre 17 milioni di chilometri percorsi ogni anno e quasi 27 milioni di passeggeri. L'azienda offre contratti a tempo indeterminato full time e part time. Attualmente MOM occupa 568 dipendenti, il 96% con contratto a tempo indeterminato, di questi 438 sono conducenti. I bandi di assunzione sono pubblicati sul sito mobilitadimarca.it/diventa conducente MOM/, dove è possibile inviare la propria candidatura entro il 24 luglio 2023. Le prove selettive si svolgeranno a Treviso a partire dal 27 luglio in un'unica giornata, al fine di agevolare i candidati. L'immissione in servizio è prevista già per il mese di settembre 2023, quindi con l'inizio dell'anno scolastico. Avete visto quindi turismo e commercio a Verona, manca il personale, manca, ed è una situazione cronica, il personale sanitario nelle ULS, che si inventano addirittura una campagna sui giornali. Manca personale anche nel trasporto pubblico, ma come sapete il mondo del lavoro è un mondo complesso, molto complesso, e adesso c'è la discussione aperta sul salario minimo, una discussione politica, sindacale, economica che coinvolge davvero tutti, non solo appunto i sindacati, non solo i lavoratori, ma anche le associazioni di categoria. Un alert specifico arriva dalla CGA di Mestre proprio oggi. Dice la CGA: sì, siamo convinti che il salario minimo possa servire, ma c'è un ma. A queste condizioni si va ad agevolare soprattutto nella nostra regione il lavoro in nero. Sentite Paolo Zabeo. Gli stipendi dei lavoratori fragili vanno aumentati, ma attenzione, l'introduzione del salario minimo per legge potrebbe costringere molti imprenditori onesti, al fine di evitare un aumento di costi che li spingerebbe fuori mercato, a non aggiustare all'insù i salari, licenziando o riducendo l'orario di lavoro ai dipendenti ai quali spetterebbero i 9 euro lordi l'ora, costringendoli comunque a lavorare lo stesso ma in nero. Questa quindi la ricerca di giornata, la considerazione di giornata della CGA di Mestre, che stima tra l'altro, ma lo vedrete poi nel corso delle edizioni serali dei nostri telegiornali, circa 190 mila lavoratori in nero attualmente impiegati in Veneto. Anche questo un numero sul quale occorre riflettere. E prima di lasciarvi alla pubblicità vi ricordo questo lancio del Gazzettino.it. Ne ha parlato poco fa in collegamento da Belluno il nostro Fabio Fioravanzi, la tragedia del Comelico. Angelica Hutter, l'investitrice 31enne tedesca che ha distrutto la famiglia veneziana, rischia fino a 30 anni di carcere. L'avvocato Triolo, che lo stesso Fabio Fioravanzi ha contattato, dice: ha rimosso tutto, piange sempre. Ma chiaramente questa è la posizione di questa ragazza che di fatto viveva in questa
questa Audi che era stata fermata nei giorni precedenti anche a Bolzano e che pare sfrecciasse in via Udine, quindi sulla strada della Val Degano tra Santo Stefano di Cadore e Sappada. Insomma, una vicenda tutta da ricostruire. Lunedì c'è l'udienza di convalida, resta da capire se in modalità da remoto, quindi la ragazza collegata dal carcere della Giudecca di Venezia, oppure fisicamente, quindi con Angelica Hutter che raggiungerà il Tribunale di Belluno. Questo ce lo dirà forse l'avvocato Triolo nel corso della giornata. Facciamo così, abbiamo diversi collegamenti aperti con il territorio, dobbiamo andare anche dalla Polstrada di Padova per fare il punto del traffico, ci colleghiamo con il casello di Cessalto e poi torneremo a parlare di sicurezza stradale, a fra pochissimo. Di nuovo in diretta prosegue il nostro racconto di questo sabato a Nord-Est. Ovviamente il fatto del giorno anche oggi sono gli sviluppi sulla tragedia di Santo Stefano di Cadore. Abbiamo iniziato questa prima edizione collegandoci con Favaro Veneto, dove sono rientrati i familiari sopravvissuti alla strage, alla tragedia di via Udine, mentre Angelica Hutter si trova in carcere a Venezia e dice di aver rimosso tutto, e l'avvocato riferisce che questa donna tedesca piange tutto il giorno. Lunedì l'udienza di convalida. E una giornata, dicevamo, da bollino rosso sulle strade. Fra poco ci collegheremo con la Polstrada del Veneto. Prima però permettetemi di presentarvi il mio primo ospite oggi, il generale Claudio D'Angelo, consigliere comunale a Zero Branco, ma soprattutto consigliere dell'Associazione Nazionale del Controllo di Vicinato. Parleremo soprattutto di furti, di prevenzione, di sicurezza condivisa, ma lo faremo fra poco con dei consigli davvero molto utili. Talvolta basta poco per banali, davvero banali. E mi dicono che è già pronto anche il collegamento con Emanuele Crosato. Vedo sia Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, che Alain Fragasso. Lo conoscete tutti, anche Alain Fragasso, il papà di Jessica, una delle due vittime della 28 nel gennaio dello scorso anno. Parliamo ovviamente di strade e non possiamo fare altrimenti in una giornata da bollino rosso. Emanuele Crosato, buongiorno. Com'è la situazione? Proprio un flash, com'è la situazione lì a Cessalto? Ciao Cristian, buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, è da bollino rosso. Da questa mattina il casello dell'autostrada è praticamente preso d'assalto dai turisti che vanno verso le zone balneari, e quindi è fuori anche il personale di Autovie Venete. Grande attenzione perché, come sai, c'è anche la chiusura della statale 14, del ponte verso la statale 14 in direzione Cessalto, quindi grande attenzione perché non ci sono alternative in caso di code e di intasamenti. Quindi lei, sindaco, sta monitorando la situazione. Queste sono le immagini in presa diretta dal casello di Cessalto. Torno da lei fra pochissimo, sindaco, perché vedo collegato Federico Fusetti, il nostro Federico Fusetti, con Francesco Ratai dalla sede della Polstrada del Veneto. Federico, facciamo il punto, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Oggi siamo in un luogo un po' particolare perché questa è la centrale operativa della Polstrada del Veneto. Siamo con il dottor Simone Morello, buongiorno, che ci ospita, è padrone di casa. E insomma, diciamo che l'avvio degli italiani verso le vacanze è già iniziato, forse questo non è nemmeno il fine settimana più critico, però insomma siamo in una fase importante, quella estiva. Come sta andando? Sì, effettivamente i primi significativi spostamenti dei vacanzieri verso le più importanti località turistiche e oltre il confine nazionale sono iniziati, ma le giornate più critiche da un punto di vista della circolazione stradale le aspettiamo nei prossimi weekend di luglio e nel mese di agosto. E le strade che meritano, diciamo, più controlli, quali sono qui dalle nostre parti?
tutta la viabilità autostradale. Siamo al centro operativo Polizia Stradale di Padova che sovraintende l'operatività delle pattuglie nell'autostrada A4, nella 31, nella 13 e nella Pedemontana, e quindi per quanto riguarda il Veneto sicuramente la zona dei laghi e la tratta che porta al mare ed in Slovenia e in Croazia, mentre sulla viabilità ordinaria cito la strada regionale 89, la Treviso Mare, ma anche le altre. Ecco, i suoi colleghi che lavorano qui nella centrale operativa, com'è la loro giornata, insomma, come funziona? È una giornata sicuramente piena, perché oltre a sovraintendere, appunto, a disporre l'impiego di tutte le pattuglie, non solo le pattuglie autostradali, ma delle pattuglie che abbiamo sulla viabilità ordinaria del Veneto, eccezione fatta per la provincia di Belluno, che ricade ancora sotto l'ambito di competenza del compartimento di Bolzano, i colleghi, oltre ad inviare le pattuglie in caso di necessità, danno ausilio agli utenti che hanno qualche difficoltà e quindi hanno una giornata veramente piena di interventi. Invece sulle strade come siete organizzati? Ovviamente immagino con più personale rispetto al resto dell'anno. Certamente sì, è stato previsto un piano di potenziamento delle pattuglie sia sulla viabilità autostradale che sulla viabilità ordinaria. Abbiamo l'impiego di pattuglie motomontate per avere un intervento ancora più agevole. Abbiamo anche pattuglie che sono dedicate ad servizi specifici, come può essere il contrasto degli eccessi di velocità e quindi l'utilizzo delle apparecchiature speciali in uso alla polizia stradale, ma anche pattuglie in borghese per rendere più sicure le strade, le aree di servizio, allorquando magari qualcuno di noi si dimentica o lascia in bella vista gli oggetti di valore all'interno dell'abitacolo. Ultima cosa, qualche consiglio, è vero che poi insomma si rischia di ripetersi, però è bene farlo proprio perché insomma stiamo parlando di sicurezza. Prima di mettersi in viaggio sicuramente effettuare un check-up completo del veicolo, con particolare riferimento agli pneumatici, quindi al gonfiaggio, allo stato d'usura, poi anche i freni, i dispositivi luminosi e gli indicatori di direzione. Per quanto riguarda il bagaglio che dicevo prima, deve essere sicuramente ben distribuito all'interno del veicolo, in modo da non limitare la visibilità del conducente o la sua libertà di manovra, porsi alla guida in condizioni non di stanchezza, evitare quindi pasti pesanti, evitare assolutamente le bevande alcoliche, ma effettuare anche delle soste ogni 2 ore. In caso di emergenza lungo le autostrade e quindi in caso di sosta lungo la corsia di emergenza o lungo le piazzole di sosta in carreggiata, è buona cosa indossare il kit fluorescente ed apportarsi all'esterno del veicolo in attesa del soccorso. Pazienza se prenderemo un po' di sole, ma avremo tempo per metterci il doposole, e pazienza se prenderemo un po' di pioggia, avremo tempo di asciugarci, ma sicuramente eviteremo la tragedia. Perché rimanere in auto è pericoloso, si diventa dei bersagli anche in un certo senso. Sicuramente si può essere colpiti, perché appunto in autostrada il pericolo viene alle spalle. E dimenticarsi magari una buona volta di avere telefonino, cioè dimenticarsi proprio di averlo, forse è la cosa migliore. Sicuramente sì, la guida è un'attività complessa che richiede attenzione, quindi si guida e basta. Si può viaggiare informati, il che significa informarsi prima attraverso i canali di comunicazione che sono a nostra disposizione per scegliere percorsi alternativi, ma distrarsi alla guida mentre si guida sicuramente è una cosa da non fare, e non è un errore, è un comportamento sbagliato. Grazie dottor Simone Morello, buon lavoro a lei, naturalmente anche ai suoi colleghi qui della centrale operativa. Insomma, vi abbiamo dato un po' uno spaccato di quello che è l'attività quotidiana della Postrada, e vi restituisco la linea. Federico, grazie davvero a te Francesco Ratai e al tuo ospite, il comandante Simone Morello. Consigli utili anche in questo caso proprio per evitare le tragedie che vi stiamo raccontando in questi giorni e che ogni estate sembrano moltiplicarsi. Lo avete visto, Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto. Torniamo
da lui. Sindaco, oggi è la prima giornata davvero e proprio bollino rosso. Lei sta monitorando un po' la situazione. Non è solo una questione, diciamo così, visiva. Siamo in un tratto molto particolare della 4, molto spesso quel tratto viene definito tratto maledetto, poco distante, ci sono solo le 2 corsie e non le 3 corsie, insomma è l'ennesimo periodo delicato. Sì, assolutamente, anche perché a non giocarci a favore è il fatto di una grande disattenzione. Notiamo anche dagli interventi che fa la polizia locale una disattenzione alla guida che poi, unita al fatto che in questo punto, come ricordo sempre, c'è quella strettoia che porta dalle 3 corsie alle 2 corsie, unisce ancora di più il rischio di un possibile incidente. In più ci sono tutte le attività dovute all'allargamento della corsia, alla ricostruzione dei ponti, che anche fuori ci stanno creando delle difficoltà, i spostamenti delle linee elettriche, quindi anche fuori serve grande attenzione perché manca magari in certi punti l'illuminazione pubblica, in altri stanno facendo degli interventi di modifiche dei sottoservizi, pertanto è un paese completamente che si sta riprendendo per mano tutta l'attività urbanistica e quindi unita a questo periodo di intenso traffico, come vedete dalle immagini, questa mattina era impossibile uscire dall'autostrada dai 3 caselli di Cessalto, Sastino e San Donà di Piave. Ma Sindaco, allora, più volte parliamo della 4, delle 3 corsie, facciamo il punto sui lavori, però è una immensa tela di Penelope, un'estenuante tela di Penelope. Qual è l'umore tra voi sindaci? Finalmente già il fatto che sono partiti i lavori dei ponti, dei sottoservizi per noi è fondamentale, quindi è già una boccata d'ossigeno riuscire a vedere questi tratti. Di questi giorni ci sono tutte le fasi dovute agli espropri, quindi è importante anche il fatto di aver visto nella statale 14, cioè l'unica strada alternativa che abbiamo in questo momento all'autostrada in caso di incidenti, che viene fatta un'opera importante come il rifacimento del ponte della provincia, cosiddetto della provincia, per noi è già una boccata d'ossigeno e comunque sarà, spero, solo una situazione a migliorare rispetto a quest'estate. Allora, vado da Alain Fragasso, buongiorno di nuovo. Alain, è sempre un piacere averti qui con noi. Questa mattina ci siamo sentiti, Alain, e abbiamo detto partiamo da quello che è successo in Comellico, a Santo Stefano di Cadore. È chiaro che ogni volta che succede una cosa di questo tipo per te è una ferita che si riapre, in realtà immagino non si sia mai rimarginata. Per chi non lo sapesse, tu sei il papà di Jessica Fragasso, una delle 2 ragazze morte l'anno scorso, nel gennaio del 2022, sulla 28 con la cugina Sara Rizzotto, nell'auto travolta da Dimitre Traikov, l'imprenditore bulgaro che poi è stato condannato in appello, una vicenda che abbiamo seguito a lungo e che continueremo a seguire. Guardando alle immagini del Comellico, a questa strage in via Udine, qual è stata la tua prima reazione? Niente, una disgrazia e non si può dire che è il destino, perché è stato causato da un errore umano, gente indisciplinata in macchina. Io spero vivamente che la riforma del nuovo codice stradale richiesta dal ministro Salvini venga approvata in Parlamento e deliberata come riforma di legge, perché ogni giorno c'è una disgrazia e bisogna cominciare a colpire duro, perché sennò tante persone piangeranno i loro cari. Purtroppo è così.
Tu un giro di vite proprio al codice della strada in generale lo avevi già chiesto l'anno scorso, più volte hai scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, più volte lo stesso Presidente della Repubblica ti ha risposto, se non sbaglio vi siete sentiti ben 2 volte con Sergio Mattarella, adesso c'è questa revisione del codice della strada. Tu dici è la direzione giusta, bisogna inasprire le pene, perché nella maggior parte dei casi si tratta di distrazione, si tratta di comportamenti umani, non è la strada killer, sono i comportamenti, gli atteggiamenti che fanno la differenza. Sì, sono i comportamenti. Io vedo ancora tanta gente con il telefonino in mano, molto disattenti, e bisogna capire che quando si è in macchina bisogna solo guardare la strada, non il cellulare e nient'altro. Per il cellulare esistono tanti Bluetooth da collegare. Appoggi il telefonino sul cruscotto e guidi. Devi essere attento e guidare piano. Purtroppo è così, ma finché non verrà fuori la legge si andrà avanti così. E purtroppo un bambino di 2 anni spezzata la vita come sua mamma, e suo papà, scusate, e sua nonna, è proprio una disgrazia. Senti Alain, tu in questi mesi, in questo anno e mezzo hai lottato davvero come un leone e stai portando avanti comunque una battaglia generale, lo stai facendo anche con altre associazioni, con Romina Ceccato dell'associazione Alba Luci sulla Buona Strada, insomma state facendo fronte comune per dire sulla strada non si scherza. Tra l'altro tu ti sei sentito recentemente con alcuni dirigenti scolastici della zona di Conegliano perché vuoi istituire delle borse di studio dedicate proprio alla memoria di tua figlia Jessica e di tua nipote Sara, è così? Sì, 2 borse di studio dedicate a Jessica e Sara, uno all'Istituto d'Approccio Linguistico e Turistico e uno a Marco Fanno. Niente, la borsa di studio, parlando con i docenti, sarà donata di 300 euro a ogni studente meritevole e di necessità che hanno bisogno, perché è un piccolo gesto che noi ci sentiamo di fare, come nel primo periodo sono stato aiutato da tantissime persone e per questo non posso che ringraziarle tutte. È giusto aiutare altre persone con dei piccoli gesti. Spero che siano dei gesti quindi, diciamo, semplici, però... Quindi non interrompere quella catena di solidarietà che comunque nel gennaio del 2022, era l'ultima domenica di gennaio, dopo quella sera si è attivata, perché si è attivata una catena di solidarietà, di sostegno da parte della comunità nei tuoi confronti e dei familiari, di tutti voi familiari di Jessica e Sara. Sì, sinceramente siamo rimasti molto colpiti da tantissime persone anche che non conosciamo e che ci scrivono, ancora oggi tantissime persone che ci scrivono, e io penso che dopo questa disgrazia, io penso che le persone che facciano del bene ricevono del bene, e quindi noi abbiamo deciso di continuare a fare delle piccole cose per ricordare sia la Jessica che la Sara. E tra l'altro mostriamo questa immagine, chiedo alla regia cortesemente Mattia Pizzaia e Marco Gagliazzo, che ringrazio. Tu recentemente sei stato insignito, no, di un riconoscimento speciale da parte proprio della comunità, un premio speciale che appunto era titolato a Paolo Sartori, che tutti a Conegliano conoscono, il primo grande fan dell'Imoco Volley, delle Pantere, e quindi tu hai ricevuto questo premio proprio perché ti sei battuto, come dicevo prima, come un leone in questi mesi. Sì, innanzitutto devo ringraziare la famiglia di Paolo Sartori e dopo l'associazione Cuore d'Arena. Sì, un premio inaspettato, però che mi riempie di orgoglio.
E sì, la soddisfazione che quella sera là dell'incidente, l'unica cosa che mi ha fatto andare avanti quella sera là è stato l'amore per mia nipote, per mia figlia e le mie nipoti, e non abbandonarle là e continuare a tenerle vicino a me fino al momento dell'arrivo dell'ambulanza e della polizia. Ti posso chiedere, Alain, come stanno le due bambine? Le tue nipoti? No, le bambine stanno bene, bene. Elena ha appena fatto 4 anni, la bambina a settembre fa 2 anni, e Sofia. E stanno bene, vivono con il papà e andiamo sempre a trovarle e sono belle. Alain, senti, vuoi lanciare un appello per una guida più consapevole e sicura? Te la senti? Un appello diretto a chi ci sta seguendo, detto da te, ha un significato e un senso specifico? Guarda, io l'appello, l'unica cosa che posso dire è che bisogna essere concentrati alla guida, cercare di non essere incoscienti e non correre. Finché non succede alle persone, finché non ti succede a te, non capirai mai. Quindi bisogna andare piano, piano, piano. E tanto, anche se ti dico così, ci sono tantissime persone che non entrano da una rete e esce dall'altra. Purtroppo è così. Io spero vivamente che ci sia una legge che venga fuori. Allora, messaggio come sempre molto chiaro e preciso. Alain, io ti ringrazio davvero. Ero alla ricerca di questo volantino che volevo mostrarvi, ci tenevo, poi ci ritorneremo sicuramente. 2 calci con l'AUG è una manifestazione che è stata organizzata per venerdì prossimo, 14 luglio, alle 18 allo Stadio Comunale Renato D'Avanzo a Musile di Piave. È un memorial sostanzialmente dedicato a Riccardo Laugeni, una delle 4 vittime della Jesolana del luglio del 2019. Tra l'altro proprio in questi giorni ricorre l'anniversario. Riccardo Laugeni è per l'appunto il figlio di Romina Ceccato, che spesso è nostra ospite, parla di sicurezza stradale. Questa è appunto la manifestazione organizzata per ricordare quella tragedia. Morirono 4 ragazzi, poi venne individuato un pirata della strada. Anche questo pirata della strada è stato poi trovato e condannato. Poi sulle pene possiamo stare qui e discutere per ore, per giorni, scuote la testa giustamente Alain, però insomma è un tema molto complesso quello della sicurezza stradale. Grazie quindi a Alain Fragasso. Ritorno per un attimo ancora da Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto. Sindaco, so che deve fare una precisazione perché ci sono arrivate anche alcune telefonate, proprio una comunicazione di servizio, prego. Assolutamente, giustissimo. Il ponte sulla statale 14, cioè che collega Porto Urguaro verso San Donà di Piave, è parzialmente chiuso, cioè a traffico alternato, però è aperto al traffico. Sarà solamente chiuso totalmente, solamente per 10 notti, da qui alla fine dei lavori, che orientativamente potrà essere la fine di settembre nella migliore delle ipotesi. Ecco, Sindaco, anche lei se la sente di lanciare un appello a chi deve percorrere la 4 e tutte le arterie di quella zona che ovviamente sono prese d'assalto in queste ore in direzione litorale? Sì, assolutamente. Credo che, come ha ben detto il signor Alan, credo che il più grande regalo che possiamo farci è quello di mettere in parte il cellulare e di avere la massima attenzione, di cercare di fare le cosiddette partenze intelligenti, evitando taluni orari, ma soprattutto quello di avere la massima attenzione alla guida. Grazie Sindaco Emanuele Crosato, buon lavoro. C'è un cellulare, ci potrebbe essere proprio
il cellulare, l'uso non adeguato del telefonino alla guida sullo sfondo dell'incidente di Santo Stefano di Cadore. Angelica Utter quindi potrebbe averlo utilizzato impropriamente mentre con la sua Audi percorreva via Udine, e nel frangente in cui ha travolto e ucciso la famiglia di veneziani, il papà, il bimbo di 2 anni e la nonna. Insomma, queste sono le immagini che continuiamo a mostrarvi, perché appunto quando si parla poi di sicurezza stradale parliamo di questo. Allora facciamo così, io ve l'ho già presentato, il generale Claudio D'Angelo rimane con me, perché adesso fra pochissimo, subito dopo la pubblicità, ci concentreremo sulla prevenzione dei furti. Il tema è cruciale soprattutto in questo periodo, fra pochissimo. Di nuovo in diretta, ultimo blocco di questa prima edizione che, come avete visto, conta numerosissimi fatti di cronaca come sempre, e su tutto questo ovviamente c'è lo spettro del traffico molto intenso su tutte le arterie del Veneto, forze dell'ordine ovviamente impegnate senza soluzione di continuità. Ci siamo collegati con la Polstrada, abbiamo parlato ovviamente soprattutto di sicurezza stradale sullo sfondo l'incidente di giovedì scorso a Santo Stefano di Cadore, ma c'è un altro aspetto che bisogna monitorare attentamente in questi giorni di vacanza per molti, quello dei furti. Ve l'ho già presentato, il generale Claudio D'Angelo è spesso nostro ospite perché è un esperto stratega militare, ha operato in contesti molto difficili, Afghanistan e quant'altro. Magari poi faremo anche una battuta sull'Ucraina, sugli sviluppi che ci sono stati anche ieri con il vertice Zelensky-Erdogan, però appunto diamo consigli pratici in questo frangente, generale. Lei è anche consigliere nazionale dell'Associazione Nazionale Controllo di Vicinato, che è un'associazione che si occupa di sicurezza condivisa. Innanzitutto sicurezza partecipata. Innanzitutto spieghiamo, per chi non lo sapesse, che cos'è il controllo di vicinato. Il controllo del vicinato è una forma associativa spontanea nata in America negli anni 60, si è poi via via allargata ed è arrivata in Italia nei primi 2000. Che cos'è sostanzialmente? È un modo in cui noi recuperiamo le vecchie comunità di quartiere, di paese, in un'ottica di supporto reciproco tra i cittadini e in un'ottica di collaborazione con le forze di polizia, quindi capacità di monitorare il nostro ambiente, vedendo cosa succede di strano, le presenze che non sono normali, che possono essere sempre propedeutiche a eventi criminosi successivi, e comunicandosele tra vicini e comunicandole alle forze di polizia. Un altro aspetto importante del controllo di vicinato è un'azione di consapevolezza delle proprie vulnerabilità e quindi l'eliminazione di quegli aspetti che possono costituire delle vulnerabilità inutili che facilitano l'azione dei ladri. Il ladro è un professionista, se può scegliere tra una casa vulnerabile e una non vulnerabile, sceglie quella vulnerabile. Ci sono tanti piccoli aspetti che ognuno di noi può fare in proprio o con l'aiuto dei vicini per aumentare la sicurezza e per togliere spazio agli aspiranti ladri. Ecco, nella Marca Trevigiana i comuni che fanno parte di questa rete, così la possiamo definire, sono circa la metà, quindi sì, una cinquantina. Migliaia sono le persone interessate, sì, che aderiscono di fatto a questa rete che si muove soprattutto sui social, quindi via WhatsApp. Come funziona precisamente? Allora, la modalità preferita è il WhatsApp, perché nel WhatsApp c'è un passaggio diretto di notizie tra chi l'ha rilevata e gli altri. È un passaggio che comprende dei dati essenziali, chi ha visto, cosa ha visto, quando l'ha visto, eccetera. I post su Facebook sono da questo punto di vista spesso deleteri, perché tendono a contenere indicazioni generiche che è difficile poi passare alle forze dell'ordine.
Invece la comunicazione tramite WhatsApp dà delle notizie sintetiche ma precise che possono costituire degli elementi di informazione importanti per le forze dell'ordine. Quindi voi utilizzate come piattaforma soltanto WhatsApp, fondamentalmente, e poi c'è da dire anche che c'è un passaggio fondamentale attraverso i comuni e le prefetture. Esatto. Questo va detto. Come Sì. funziona anche qui? Allora, il progetto nel 2018 è stato fatto proprio dal Ministero degli Interni, che ha mandato una circolare alle prefetture invitandole a predisporre dei protocolli d'intesa da far firmare poi ai comuni per dare una copertura giuridica a questo fenomeno del controllo del vicinato. Nella provincia di Treviso tutti i comuni che hanno il controllo del vicinato hanno firmato questo protocollo, c'è addirittura qualche comune che l'ha firmato ma poi per un motivo o per l'altro non ha dato corso al progetto. E questo protocollo prevede una collaborazione tra il controllo del vicinato, l'amministrazione comunale e le forze di polizia territoriale. Allora, generale, quindi la rete c'è, è una rete che mette in contatto forze dell'ordine, cittadini e istituzioni. Veniamo ai consigli pratici. Noi abbiamo anche delle slide molto interessanti. Ecco, c'è questo volantino che gira, per esempio, qui siamo a Zero Branco, ce lo spieghi un po'? Allora, come dicevo prima, ci sono tanti piccoli tanti piccoli aspetti che ognuno di noi può curare. Il caso, prima si parlava dei social, è invasa ormai da anni l'abitudine, mentre sei in vacanza, di dire a tutto il mondo dove si è, cosa si fa, mandare i saluti. Ci si dimentica che Facebook è una piattaforma molto aperta. Se sbagliamo appena di poco a impostare la privacy del nostro profilo, noi parliamo con tutto il mondo. Questo vuol dire che, per esempio, stiamo dicendo a tutto il mondo che la nostra casa è vuota. Quale migliore informazione per un aspirante ladro? Quindi con leggerezza magari si postano le foto delle vacanze a Jesolo, piuttosto che in montagna. Ecco, le foto e i saluti postiamoli alla fine, al rientro a casa. È una cosa piccolissima, non è difficile da fare, è un'abitudine da prendere. Un altro aspetto... Perché i ladri ci spiano sostanzialmente. I ladri assolutamente spiano. Il ladro, come dicevo prima, è un professionista. Il ladro sceglie gli obiettivi, guarda dove andare, si cerca le vie di fuga, cerca le vie di accesso. Ecco perché un elemento importante del controllo del vicinato è la sorveglianza dell'area in cui si vive. Noi dobbiamo dare per scontato che nella maggioranza dei casi il ladro fa delle ricognizioni, anche più di una, le ricognizioni le fa di giorno, non di notte, ed è quindi nella fase di ricognizione che è più facile che sia individuato. Se questi movimenti sospetti vengono segnalati tempestivamente alle forze di polizia, possono costituire elementi utili per le indagini successive. O se si riusciamo addirittura a far intervenire le forze di polizia mentre c'è questa presenza sospetta, di fatto compie una deterrenza, perché evidentemente la persona, una volta che è controllata, anche se in quel momento non ha elementi tali che permettono alle forze di polizia di intervenire nei suoi confronti, comunque in quella zona sicuramente non tornerà a rubare. Senta, generale, ci può raccontare qualche aneddoto? Perché immagino che migliaia e migliaia di persone che fanno parte di questa rete poi riescano anche a sventare questi furti. O a dare elementi alle forze di polizia utili. Un fatto successo a Zero Branco, una premessa: in Italia esiste una normativa sull'attività investigativa, sulla segretezza dell'attività investigativa, per cui ovviamente le notizie che si possono sapere sono sempre ovviamente limitate e non precise, non necessariamente circostanziate. Comunque a novembre dell'anno scorso dal controllo vicinato di Zero Branco è stata segnalata più volte una macchina con determinate caratteristiche. Questa macchina è stata, diciamo tra virgolette, presa in carico dalla stazione Carabinieri, che, approfittando anche della videosorveglianza, tutte le telecamere che a Zero Branco ma anche in altri comuni sono sul territorio, ha individuato la macchina e l'ha tracciata. E in questa maniera si è venuti, partendo dalla segnalazione del controllo del vicinato, a identificare una banda che aveva base nel Veneziano e che commetteva rapine nelle nostre zone. E quindi siete riusciti
con la collaborazione dei cittadini, perché è fondamentalmente questo, i carabinieri hanno potuto avviare un'indagine che ha portato all'identificazione di una banda autore di furto, ma non un'identificazione generale. Questi sono stati individuati e l'attività sta andando penalmente avanti, quindi ecco, questo è l'elemento importante. Dobbiamo ricordarci che non possiamo delegare tutto alle forze di polizia. Le forze di polizia hanno il loro compito primario, ovviamente, ma se hanno la collaborazione cosciente dei cittadini possono fare molto, molto di più. Non delegare tutto alle forze di polizia, ma nemmeno agli occhi elettronici, alle telecamere. Collaborare in maniera consapevole con le forze di polizia. Però nemmeno delegare tutto alle telecamere, perché nemmeno... c'è questo aspetto, no? Dicono, tanto c'è la videosorveglianza. No, è tutto. La sicurezza partecipata è qualcosa, deve essere qualcosa di integrato. Ci sono le forze dell'ordine, ci sono le amministrazioni comunali che possono implementare la videosorveglianza e anche i privati che lo possono fare ai propri turni, e poi c'è la vigilanza consapevole del proprio territorio. Nessuno è miglior sentinella della persona che abita una strada, un quartiere, perché chi abita un territorio lo conosce e sa cosa è diverso dal solito, sa cosa può essere utile che sia segnalato alle forze di polizia. E un'altra cosa che è importante ribadire, molto spesso c'è la paura, ma cosa faccio? Ma disturbo? No, ogni volta che noi diamo una notizia alle forze di polizia, loro le possono archiviare e poi la possono tirar fuori, possono avviare un'indagine. A momento debito. Esatto, quindi dare informazioni alle forze di polizia non è mai tempo perso, non è mai un fastidio per le forze di polizia. Allora, generale, approfitto in questi ultimissimi minuti di chiederle anche un parere su quello che sta succedendo in Ucraina. Lei più volte è stato nostro ospite, sì. Appunto, non ripercorro il suo curriculum immenso, lei ha operato in teatri molto complessi a partire dall'Afghanistan, è esperto di strategia militare ed è notizia proprio di pochi minuti fa che Prigozhin ricompare sui social e attacca i media russi. Questa è l'Ansa.it. Dopo lunghi giorni di silenzio seguiti alla marcia su Mosca del 24 giugno, il fondatore della milizia Wagner ricompare sui social con un post al vetriolo contro i media statali russi. Che lo hanno abbandonato durante la marcia su Mosca. Prigozhin è una figura complessa. Già l'esistenza della Wagner in quanto tale è un'anomalia. È almeno da 500, da 600 che non esistono stati che si avvalgono direttamente di forze mercenarie per attività di guerra. Anche le compagnie di sicurezza americane che hanno operato in Iraq e in Afghanistan hanno dei compiti alla fine limitati: vigilanza di sedi, scorta di convogli, addestramento. Non hanno mai ricevuto incarico di partecipare direttamente ai combattimenti. La Wagner, soprattutto nell'ultima fase in Ucraina, è stata incaricata di gestire direttamente l'attività di combattimento in una zona in completa autonomia rispetto al Ministero della Difesa. Ripeto, è un'assoluta anomalia. Una dimostrazione, tra l'altro, della impreparazione in cui si è trovata la Russia rispetto all'azione che aveva iniziato, quindi la necessità di trovare delle soluzioni alternative, non a basso costo, perché anzi il costo c'è, ma immediatamente efficienti, immediatamente possibili. Prigozhin però si è un po' eccessivamente caricato, evidentemente. È passato dall'essere l'amico di Putin e quindi tutto sommato uno strumento utile a essere uno strumento via via più rumoroso e via via più difficile da gestire. Tant'è vero che a un certo punto il Ministero della Difesa, sicuramente con l'avallo di Putin, ha cercato di mettergli un freno chiedendo che i mercenari si arruolassero direttamente nelle forze armate. Questo cosa cambia? Cambia che non è più Prigozhin che dà gli ordini e dice quello che devono fare. In pratica lo privava del suo strumento. Ecco da dove nasce la marcia. Secondo lei, le chiedo, è finita qui, proprio telegraficamente, che dobbiamo chiudere? Non sono sicuro che sia finita, non sono finito qui. Allora, Putin non può permettere che Prigozhin continui a parlare e a vivere. Perché già il fatto che Prigozhin sia ancora in grado di parlare, in qualche maniera, secondo me, è una sconfitta per Putin.
E questa è la domanda che le volevo porre, anche qui telegrafica, ma poi avremo modo di ritrovarci. Zelensky in Turchia, c'è stato questo colloquio con Erdogan, sì. Secondo lei ci sono spiragli? Speriamo che siano spiragli, perché dal rifornimento di grano, penso che sia questo l'argomento principale, dal rifornimento del grano ucraino dipende la vita di intere popolazioni in Africa e nei paesi poveri del mondo, quindi ci devono essere spiragli. È ovvio che entrambi i contendenti, la Russia e l'Ucraina, cercano di avere il massimo vantaggio, di tirare l'acqua al proprio mulino, ma alla fine il loro vantaggio è comunque solo se lo vendono il grano, non se lo tengono, quindi alla fine una soluzione dovrà essere trovata. Grazie generale, noi ovviamente su questi aspetti torneremo ad aggiornarci, grazie soprattutto per il vademecum, per questi consigli utili, a volte non ci si pensa, si fanno le cose con leggerezza e poi al rientro magari dalle ferie si trova la casa devastata. Insomma, grazie davvero al generale Claudio D'Angelo, grazie a tutti voi per l'attenzione che avete prestato anche in questa prima edizione. Siamo ritornati sui fatti di Santo Stefano di Cadore, avete sentito anche Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico, che è stato il protagonista assoluto del giugno politico, che ai microfoni di Lina Paroneto ha detto mi prendo una pausa fino a settembre. Stiamo parlando ovviamente del suo futuro in Lega, proprio nelle ore in cui Alberto Stefani, segretario del partito, ha scritto una lettera ai militanti. Torneremo poi ovviamente su questo sabato da Bollino Rosso, sulle arterie del Veneto e tanto altro. Ringrazio dalla regia Mattia Pizzai e Marco Gagliazzo, ringrazio tutti voi per la cortese attenzione. Rientriamo in diretta puntuali come sempre alle 18:30. Buon pomeriggio. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito. Bentrovati al meteo. Avanza l'anticiclone africano, darà il via a un'intensa ondata di caldo. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 8 luglio. Sul Veneto, dopo una fase di instabilità determinata dal transito di fresche correnti atlantiche, i temporali saranno in genere limitati alle zone montuose, in particolare nelle ore pomeridiane. Altrove tanto sole. Temperature, come detto, in aumento, minime tra 16 e 21 gradi, massime tra 27 e 32 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo sereno con venti di brezza. Sui monti sarà velato e dal pomeriggio sarà possibile qualche pioggia. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 29 e 30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà abbastanza soleggiato, come ci mostra la grafica. Nelle ore più calde saranno possibili dei temporali. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 30-34 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito.